Amici della Crese, buonasera dal Crese Village, un saluto da Walter Topan e da Francesco Vitturi. Serata che inizia con il match dedicato ai quarti di finale. Crese Summer stanno per scendere in campo. Abbigliamento Nistri e ristorante Buca 19. Arbitra Paolo Vallerugo, che adesso autorizza l'ingresso in campo delle due squadre. Noi ne approfittiamo per ringraziare da subito gli sponsor di questa edizione, i title partner Edil Impianti, NCA Web, Belletti Group, Zanutta, Tal Oil e CNE Ponteggi, main partner Friulbroi, Macelleria d'Aremo, B-Nice, BCC, Heineken, Farmacia Picciola e Centro Commerciale Torri d'Europa. Una serata che poi proseguirà con le gare di andata delle semifinali della Crese Cup Zanutta, giunta alla sua 23esima edizione. Un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta sui canali social della Crese. In viola la formazione di Abbigliamento Nistri, che fino a qui ha avuto percorso netto nella sua cavalcata in questa Crese Summer, 5 vittorie su 5 gare disputate. Invece è dovuta passare attraverso il play-in. La formazione del ristorante Buca 19 in divisa bianca attaccherà da destra verso sinistra in questo primo tempo. Fischia Vallerugo, è iniziata la partita col tentativo subito da parte di Di Luca. È la palla che si perde in out e bisogna subito metterne a disposizione un'altra. Riprenderà il gioco Samuele Nardi, che ha affidato ad Andri, palla verticale a cercare di trovare Nigris, tocco interno verso Corrado Rovis, ancora Nigris, zona tiro, filtrante dentro, ancora Rovis, contrastato, calcio di punizione da posizione molto vicina al limite dell'area di rigore. Subito un'occasione importante per Abbigliamento Nistri. Rovis dentro da Davide D'Alesio, non ha ancora chiesto la distanza, il 3, e quindi rimangono a 1 metro a distanza giocabile i giocatori di ristorante Buca 19. Ora immagino abbia chiesto la distanza Rovis, e allora subito lavoro per Matteo Trevisi, il portiere della formazione in maglia bianca. Rincorsa lunghissima per Corrado Rovis, che parte con il destro, sceglie la potenza e sblocca il match al secondo minuto. Segna Corrado Rovis, 1-0 Abbigliamento Nistri. Abbigliamento Nistri ha segnato il numero 3, Corrado Rovis. In questo caso è andato per la soluzione di potenza pura per liberare tutto quello che aveva nel destro e trovare subito il gol di vantaggio per Abbigliamento Nistri. Si sblocca il match dal piazzato. Deve subito risalire la corrente, ristorante Buca 19. Chen Di Luca, incontro, lo controlla proprio Rovis, scarico all'indietro per Marco Menicali. Movimento profondo da parte di Lorenzo Franchini, ignorato, si passa ancora da Matteo Trevisi, che è riuscito soltanto a sfiorare la botta forte
annunciata e poi eseguita di fatto da Corrado Rovis. Darini guida lui la difesa, va con la palla verticale a cercare Nigris, lotta con Menicali che fa sfilare il pallone facile per Trevisi. Chen cerca una soluzione, incontro profondo, aspetta Di Luca, cercato proprio il 9, lo sposta Darini, poi Di Luca resiste e evita il difensore avversario. Fondamentale la copertura da parte di Corrado Rovis, l'autore del gol che sta decidendo questa partita 1-0 in questo match dei quarti della Crese Summer. Chen prova a spezzare il raddoppio, lo abbatte proprio Rovis, calcio di punizione stavolta per Ristorante Buca 19, distanza leggermente più ampia dalla porta, c'è comunque lavoro per Samuele Nardi che ne piazza 2 in barriera, Davide D'Alesio, Gabriele Dandri. Si aggiunge anche Rovis, parte Di Luca che tenta una soluzione morbida e poi sulla ribattuta trova la soluzione per superare Samuele Nardi e trova subito il gol del pareggio 1-1. Lorenzo Di Luca! E questo è un gran gol, uno dei migliori marcatori, se non il miglior marcatore del Ristorante Buca 19 complessivamente, non parlando tanto di questa Crese Summer, ma anche durante il periodo di Crese Winter o Crese Spring Cup. Lui è un goleador puro. Bravo a non abbattersi dopo la respinta da parte della barriera sulla sua prima conclusione dal piazzato e trovare una gran giocata con il destro, col piattone preciso a fil di palo che ha sorpreso Nardi. Qui bello l'anticipo da parte di Eric Coppola che gioca difensore alla destra di Menicali, difesa completata da Riccardo Colotti, maglia numero 7 a sinistra, poi ci sono Chen e Franchini in mezzo, Di Luca e la punta. Un po' di spazio per la ricezione di Eugenio Fonda che libera il destro sulla pressione di Franchini. Palla larga, nessun problema per Trevisi. Pressione alta da parte di Nigris. Gli si mette davanti Menicali per evitare interferenze sul rinvio. Cercato Chen, anticipato da Dandri, poi prova a difendere il pallone Di Luca. Si ricomincia da Marco Darini. Fonda. Sbaglia il tocco, Colotti recupera, c'è Franchini che aspetta in mezzo, riceve. Non riesce a passare sulla chiusura di D'Alesio e poi Rovis riparte. Scambio tra D'Alesio e Fonda, recupera Chen, quinto minuto in corso nel primo tempo, 1-1. A Rovis ha risposto Di Luca, entrambi dal piazzato, diretto quello di Rovis sul secondo gettone dopo la respinta della barriera. Il pari di Di Luca che mi dicono abbia festeggiato pure un lieto evento in arrivo insieme a questo gol. Nardi. Oppure che abbia citato Westbrook nella sua esultanza. Chen recupera Franchini, Menicali ultimo uomo, si propone Colotti, servito adesso il 7, gli va incontro Fonda. Chiamato l'1-2 Di Luca che prende la posizione su Rovis, corpo a corpo i due marcatori, fallo del 3 Viola su Di Luca. Anche perché ricordiamo, a proposito di basket, in questo momento stanno venendo eseguite anche le prime partite, le prime dirette della Crese Basket Airball. Di Luca si gira e calcia, stavolta può bloccare Nardi. Francesco Vitturi detto The King of the Link. Tutto. Molto bene. Assolutamente. A cura di Justin Vardabasso per il racconto. Molto bene. Rovis ha lanciato, Menicali ha subito fallo. L'ha commesso Nigris, piove il pallone dal campo 2. A recuperarlo proprio Cassano, portiere del Royal Cocale Cene Ponteggi, che si sta fronteggiando adesso contro Thermodream. Colotti. Chen in mezzo a 2, evita il ritorno di D'Alesio, poi offre a Di Luca che prova ad andare dalla parte opposta a cercare Coppola anticipato. D'Alesio chiama l'1-2 a Nigris, accontentato. Menicali però ha preso posizione e pallone. Gran giocata difensiva qui di Marco Menicali. Franchini distribuisce orizzontalmente a Di Luca che ha abbassato la sua posizione per collaborare alla fase difensiva. Ora più avanzato Chen, reset dell'azione da Menicali. Va profondo Coppola per offrire una soluzione profonda. Menicali scambia con il suo portiere Matteo Trevisi per chiamare fuori la pressione di Nigris e liberare spazio. Palla verticale a cercare Chen, la chiusura da parte di Fonda che non va tanto per il sottile. Menicali, stop,
E altra verticalizzazione, stavolta nel vuoto, non c'era nessuno pronto ad attaccare la profondità. Darini, D'Alesio, perde il controllo, Chen prova ad approfittarne, lo salta ma non trova Di Luca, trova ancora la chiusura da parte di Marco Darini, subito cercato Nigris. Menicali profondo, testa di D'Alesio, fonda sulla pressione di Di Luca, esce con un colpo di tacco subendo anche il fallo. Vallerugo giustamente applica la norma del vantaggio. Rovis riparte da Darini, un po' di spazio per D'Alesio, centrosinistra. Si muove Dandri per liberare spazio, la ricezione di Nigris, chiama l'1-2, D'Alesio accontentato, buco di Coppola, non di Colotti. Poi occhio a Dandri che carica al destro, però da fermo difficile trovare potenza e precisione da lì. Non una pessima idea, ci può stare come soluzione della distanza, anche perché ritrovato il pari ormai da parte di Ristorante Buca 19 da circa 5 minuti, bisogna provare a rimettere fuori il volto in fase offensiva. Di Luca spostando Darini in modo regolare secondo Vallerugo, non riesce però a dare seguito alla sua azione. Costruzione abbigliamento Nistri con Davide D'Alesio che studia lo scenario, va verticalmente da Nigris, subito la sponda per Darini che si inserisce, pressa Chen, rinvio addosso a Menicali, poi alimenta l'azione ancora Nigris, D'Alesio custodisce il possesso, passando da Dandri, soluzione verso Fonda che ha attraversato tutto il campo in diagonale per proporsi in area di rigore, non funziona il suo colpo di tacco, pallone raccolto da Matteo Trevisi, 1-1 risultato. Ricordiamo che in caso di parità al 50° direttamente calci di rigore per stabilire la semifinalista di questa Crese Summer. Di Luca, quasi contrasto col suo compagno di squadra, riesce comunque a lavorare questo pallone, poi carica al destro, anche lui da fermo. Una parata in 2 tempi da parte di Nardi che poi mette subito in movimento Rovis. Marco Darini. D'Alesio. Distribuisce col mancino, un po' di spazio per Rovis che prova a prendere velocità, all'esterno da Nigris, si gira l'attaccante di abbigliamento Nistri, prova a nascondere il pallone a Menicali, arriva il raddoppio di Chen, deviazione laterale per i viola. Rovis spezza il raddoppio, diventa buona per Fonda che calcia però in arretramento, efficace Menicali a respingere questa conclusione. Mentre stanno arrivando tanti tiri da parte di Thermodream, lo si capisce con una serie di palloni che sono arrivati qui in campo 1 dal campo 2, quindi sta un po' soffrendo, credo, possiamo presupporre, Royal col calcio nei ponteggi. Doppio petto, nel senso di doppio colpo di petto da parte di Rovis, poi Chen all'indietro. Qualcuno direbbe petto netto. Giusto, grande cheat dell'ex CT. Dandri passa su Chen, non su Coppola. Fischiato fallo al primo, credo, da parte di Vallerugo, calcio di punizione per abbigliamento Nistri, che dal piazzato l'ha sbloccata al secondo minuto di questo match. Stavolta cambia l'interprete. Di fatto tutti i gol legati al piazzato, anche quello di Di Luca, ovviamente avvenuto dopo, già in azione di movimento, però comunque collegato a una punizione. Parte Darini, destro forte, decisivo Menicali a metterci la testa anche con coraggio. Con tanta voglia e soprattutto coraggio, perché era un piazzato particolarmente forte, non scontato metterci lì. D'Alesio corner, intervento di Coppola e poi rinvio di De Luca, prende velocità Colotti che prova a minacciare Darini, tiene la posizione e va correttamente con retropassaggio da Nardi. D'Alesio, stop filtrante, palla buona per Nigris che distribuisce su Fonda, scambio ad un tocco, poi arriva D'Alesio che piazza una deviazione e poi Menicali allontana, ottimo sviluppo e mancata cattiveria nella conclusione da parte di D'Alesio che qui prova a rifarsi, subisce fallo, calcio di punizione abbigliamento Nistri dallo stesso punto di prima. Costruzione bellissima, davvero bella in uscita da parte di abbigliamento Nistri, tutto è iniziato con il colpo di testa di Darini ad appoggiarsi alle sue spalle verso il proprio portiere, a dare sicurezza poi per la risalita. 3 punizioni a favore nella metacampo avversaria, 3 battitori diversi, la sbloccata Rovis, prima ci ha provato e non ha fatto per niente male Darini, adesso è il turno di Nigris che conta i passi, destro che si infrange sulla barriera, Chen prova a far correre Di Luca che calcia dalla propria tre quarti, stava per segnare il gol più bello della Crese Summer, un paio di passi indietro per Nardi che mette in calcio d'angolo.
E forse unirsi anche al discorso delle questioni tra i premi finali di questa crisi, ovviamente come al solito anche il miglior gol, e voleva inserirsi anche lui prepotentemente nel discorso. Sicuramente sarebbe stato quello da più lontano in questa edizione. Chen batte, Darini anticipa Di Luca, che forse sta ancora ripensando a quell'occasione, dal linguaggio del corpo sembra dire quello. Sarebbe stato l'equivalente del gol di Florenzi contro il Barcellona, per intenderci. Ma non c'era una nonna da abbracciare. Non c'era nessuna nonna, c'era un altro lieto evento, come c'era un altro familiare, in questo caso in arrivo, futuro direi. Ha tentato la rovesciata Chen, palla alta sopra la traversa. Rinvio di Nardi. Va a profondo, Rovis, palla corta. Così Coppola, occhio ad Andri che guarda verso l'area di rigore, guarda verso la porta e la trova con un gran destro, un tracciante che si infila sul secondo palo, supera Trevisi e scrive il 2-1 per Abbigliamento Nistri. Ha segnato il numero 14, Gabriele D'Andri. Un gran bel gol che dalla nostra postazione si è visto perfettamente il colpo dato dal giocatore di Abbigliamento Nistri, grande forza a ricercare un diagonale dove forse Trevisi poteva fare qualcosa in più, posizionato un pochino troppo spostato verso il palo di sinistra della sua porta. Con grande fisicità Darini recupera, offre a Nigris, filtrante, Chen chiude ma poi rischia di regalare l'assist a Darini, contrasto poi con Coppola e allora Vallerugo deve fermare il gioco per verificare le condizioni del difensore classe 89. E non c'era nulla di falloso, direi semplicemente uno stop al quale non si aspettava di arrivare Darini, bloccato al momento del tiro. Di fatto forse proprio lui ha colpito il giocatore in maglia bianca del ristorante Buca 19. Si riparte con Vallerugo che scodellerà il pallone, lo affiderà a Matteo Trevisi. Menicali, Eric Coppola, c'è spazio per questa traccia su Franchini, la letta però in ampio anticipo Rovis, break con l'anticipo e poi la palla offerta da Nigris proprio a Rovis, dalla linea di fondo riesce comunque a mettere in difficoltà Trevisi e poi preoccupato allontana Menicali. Laterale in zona offensiva per Abbigliamento Nistri, già battuta Rovis, stavolta liscia col mancino. Si era salvato Trevisi arrivando lui e poi il pallone che era rimasto anche in campo e quindi ulteriormente pericoloso, e poi questa rimessa laterale. Colotti, profondo, Darini si è ripreso, buono l'anticipo, lo stop e poi la palla offerta a Nigris che si abbassa parecchio per trovare palloni giocabili, si è sganciato D'Andri, vicino c'è D'Alesio, scambio ancora con il 16 con l'esterno, dentro, palla che filtra, non ci arrivano né D'Alesio né Fonda, Menicali, palla verticale intercettata, Nigris, D'Alesio, tocco, Rovis alza la testa, torna da D'Alesio, zona tiro, extra pass per Nigris che piazza, attraversa e poi Rovis con la spaccata, anzi con la sforbiciata, vicina al gol del 3-1, Abbigliamento Nistri. Rovis si sta confermando chiaramente giocatore a livello qualitativo più alto di Abbigliamento Nistri, che comunque non manca di presenze dal tasso tecnico elevato, e l'ha dimostrato anche in questa azione dove ha mancato di trovare il +2. Con le mani Coppola, palla che raggiunge Di Luca, soluzione acrobatica, aveva avuto una grande idea da una posizione con zero specchio, rovesciata che avrebbe sorpreso credo Nardi, ma è uscita di un metro abbondante. Anche il solo pensarci di poter piazzare quella palla in porta richiede tanto coraggio e volontà tecniche. La girata come se avesse un tentacolo al posto del piede in qualche modo a cercare la porta. Prima sostituzione per Ristorante Buca 19, uscito Franchini, entrato con la maglia numero 6, Andrea Leghissa, recupero e palla affidata a Di Luca che però viene scippato del possesso da Darini, poco accompagnato dai compagni, il centravanti di Ristorante Buca 19, qui Coppola vince il primo contrasto, anche il secondo, ma il pallone gli scappa via, prende velocità D'Andri, tenta la ruleta, sbatte su Coppola, la palla passa, Nigris è raddoppiato, non c'è spazio per tirare, allora saggiamente ricomincia da Darini, poi D'Alesio, sfida Menicali, affida a Rovis, tracciante dentro per D'Andri che apre il piattone ma non trova lo specchio della porta. Cambio in arrivo anche per Abbigliamento Nistri, entra Rosario Giuffre al posto di Marco Darini. Altro cambio, entra anche Marco Tomins con la maglia numero 17,
si piazza in difesa. Entra proprio al termine del 17° del primo tempo. Cambio un altro anche per Ristorante Buca 19 con l'ingresso di Nicolò Zorzetto. Cambio un po' a rate questa sera. Sì. Diciamo la solita banalità delle 20:07, fa molto caldo visto che c'è ancora il sole che sta calando eccetera eccetera. Lo ricordiamo quando comunque le energie iniziano un po' a calare dopo un inizio comunque intenso in questo quarto di finale Crese Summer. Ricordiamo a seguire il programma di questa serata, le semifinali Crese Cup. Zanutta intanto è rimasto in campo, il pallone e l'azione da parte di Andrea Leghissa che stava provando a mandare dentro per Nicolò Zorzetto i due subentrati a caccia del pari. La formazione di Ristorante Buca 19 con Chen pronto alla laterale, incontro di Luca che non copre però il pallone, glielo porta via D'Alesio, possibilità di transizione per Abbigliamento Nistri, frenata di Rovis, tocco dentro per Nigris che vuole l'1-2, ottima la lettura da parte di Matteo Trevisi che fiuta il pericolo, esce abbondantemente fuori dalla propria area di rigore. A seguire, quindi, alle 20:45 Emporio Vini, Studio Schiavone, Tecno GM, Impresa Edile SRL. Questa è la prima andata delle semifinali di Crese Cup. Zanutta In onda anche non solo sui canali social, ma per queste semifinali sui canali e sul canale anzi del digitale terrestre 77 di Media 24, quindi per chiunque nel Friuli Venezia Giulia o se addirittura ci state ascoltando e seguendo dal Veneto orientale potrete connettervi al canale 77 del vostro digitale terrestre per vedere la partita in comodità sulla TV. A seguire 21:45 Siracovo Tecno Casa Baiamonti contro Brada Impex, l'altra semifinale, sempre gare di andata. Entriamo nell'ultima settimana, quella diciamo infuocata, dove si emettono i verdetti, si iniziano ad assegnare i premi, i vincitori, con Mattia il Cartero Bossi già caldo anche per la premiazione e assegnare giustamente i titoli, i premi in palio ai vincitori, alle squadre e ai singoli. Rovis, colpo di testa, anticipo secco di Menicali che va con la conduzione, poi studia la giocata, non si fida della palla profonda di Luca, sbaglia, regala a Nigris, c'è Fonda che si propone, lo cerca Nigris, Fonda non riesce a superare Menicali, poi bella finta di Chen ad evitare Rovis, prende velocità l'11 che alza la testa, forse pensa anche al tiro, sterzata, Rovis efficace nel rientro per rallentare l'azione del centrocampista di Ristorante Buca 19. Leghissa perde palla sull'attacco di D'Alesio, possibilità di 3 contro 3 in transizione. Nigris, Rovis, sfida Menicali, palla di ritorno per Nigris, saltato Colotti, D'Alesio, cestina la chance per il 3-1. Cercato direttamente Nicolò Zorzetto, dal lancio di Trevisi fa buona guardia. Rosario Giuffre. Proprio lui. D'Alesio prende velocità, cambia marcia, serve Rovis a destra, stop e destro in arrivo Menicali, perfetto nella chiusura. Gran bello scontro tra i due, tra volontà offensive e difensive. Mettono alla luce del sole che sta scomparendo tra gli alberi di località Mattonaia il livello di questi quarti di finale. Laterale bella lunga da parte di Tomins. Dentro Nigris, stop e poi chiusura di Di Luca. Palla ancora viola, abbigliamento Nistri avanti di 1 e pronto a battere il calcio d'angolo con Tomins. Di Luca un'altra volta non fa passare. Nuovo gettone dalla bandierina immaginaria. Tomins con Rovis vicino, con Nigris dentro. Rovis prova a passare su Leghissa che però ha la meglio nel corpo a corpo di Luca, poi puntata su. Palla che si perde in out. Andrà con le mani Rosario Giuffre. Anzi no, ancora Tomins, il titolare delle rimesse da questo lato per abbigliamento Nistri. Anche perché lui ne sa parecchio su come utilizzare le mani, di solito ce le ha nascoste dai guanti in porta con abbigliamento Nistri. Ha vinto più volte premi MVP durante Crese Winter e Crese Spring Cup. Leghissa. Colotti. Prova a far correre Zorzetto, proprio Tomins. A non farlo passare, a mettere il corpo, a schermare l'uscita di questo pallone.
Incontro Nigris, cercato proprio lui, non la prende il 16, sponda di D'Alesio, occhio dall'altra parte che c'è Fonda, fondamentale Leghissa. Colotti, contrasto forte e regolare, taglia la strada a Nigris, conduzione passa in mezzo a 3, poi Chen raccoglie questo pallone, lo mette dall'altra parte per Di Luca, complicato impattare al volo, non ci riesce il 9 di Ristorante Buca 19. Che sta provando a caricarsi i possessi offensivi su di sé con tutte le responsabilità del caso per andare alla ricerca del gol del pari prima del termine del primo tempo, al quale rimangono ancora circa 2 minuti e mezzo. Fuori Eugenio Fonda, dentro con la maglia numero 7 Francesco Bianco per abbigliamento Nistri. D'Alesio, Giuffre, c'è Tomic dall'altra parte, Valerugo ferma il gioco perché piovono palloni in maniera abbastanza copiosa dal campo 2. D'Alesio, Valerugo perde il fischietto ma intanto si può giocare. Nigris in mezzo a 2, lo ferma Menicali, prova a riciclare questo pallone Chen che passa su Tomins, poi subisce il fallo da parte di Francesco Bianco, calcio di punizione per Ristorante Buca 19, sotto di un gol, le reti di Rovis e Dandri per abbigliamento Nistri, pari momentaneo realizzato da Lorenzo Di Luca, che qui riceve il pallone e anche la carica fallosa da parte di Tomins, allora piazzato promettente per Ristorante Buca 19. Sarà probabilmente lo stesso Di Luca ad incaricarsene, potrebbe esserci anche Chen. ...80 secondi alla fine, mi segnala Francesco Vitturi dal coordinamento in questo caso. Barriera a 2, preparata da Nardi. Di Luca prende la mira da posizione analoga sulla ribattuta, aveva trovato il gol del pari. Parte il suo destro che passa in mezzo alla barriera, non ho capito come l'ha presa Samuele Nardi. L'idea di una parata incomprensibile, descritta, esemplificata, in qualche modo l'ha presa. Ed è una parata pesante perché tiene abbigliamento Nistri in vantaggio, tanto Chen sfida il raddoppio, pallone fuori ma ha subito una carica fallosa, calcio di punizione che batte Chen senza chiedere la distanza, palla respinta e poi possibilità di contropiede per abbigliamento Nistri con D'Alesio che prova ad autolanciarsi, trova la chiusura di Menicali, palla precisa su Chen che converge, lascia lì per Leghissa. Tutto chiuso però, Leghissa preferisce ripartire da Menicali che si stacca quasi da libero vecchio stampo. Colotti riceve abbassandosi a sinistra, palla rischiosa, persa. Nigris gli chiama la chiusura del triangolo D'Alesio, zona tiro. D'Alesio sterzata, esce Trevisi, dribblato D'Alesio sulla linea. Menicali, salvataggio clamoroso proprio sulla sirena. Finisce il primo tempo, abbigliamento Nistri 2, Ristorante Buca 19 1.
2-1 in favore di Abbigliamento Nistri. Forse l'avete parzialmente sentito già annunciare da Mattia il Cartero Bossi, ma insomma noi che ci stiamo qui a fare. Tutto pronto per il secondo tempo. Quarti di finale, Crese Summer, Abbigliamento Nistri, maglia viola contro Ristorante Buca 19 in divisa bianca. Vantaggio meritato, 2-1 nel primo tempo per Abbigliamento Nistri, partita decisamente ancora molto aperta, forse ha avuto più chance per fare il terzo l'Abbigliamento Nistri rispetto a quelle che invece si è creata per pareggiare Ristorante Buca 19. Title partner Edili Impianti, NC Web, Belletti Group, Zanutta, Taloil, Cene e Ponteggi. Main partner Friul Macelleria Daremo, B-Nice, BCC Venezia Giulia, Heineken, Farmacia Picciola, Centro Commerciale Torri d'Europa. Ha mosso il primo pallone di questo secondo tempo Abbigliamento Nistri che cerca subito Nigris, sovrapposizione di Tomins, respinge Colotti, poi recupera Coppola, Menicali Velo, esce dalla pressione leghissa, tornando indietro ancora da Menicali, subito pressione fortissima da parte di Francesco Bianco che mette fretta a Chen, buono il lancio però preciso su Di Luca, alimenta l'azione Coppola, ultimo tocco il suo, rimessa laterale Abbigliamento Nistri, è iniziato su ritmi alti questo secondo tempo. Bianco alla rimessa laterale con le mani, difensore a sinistra con Giuffre e Tomins a completare il reparto davanti a Nardi. Poi ci sono Rovis e Darini in mezzo. La punta ovviamente è con la maglia numero 16 Sebastian Nigris. Dall'altra parte Menicali guida la difesa di Ristorante Buca 19, il portiere Matteo Trevisi. Poi ci sono Chen, Coppola e Colotti davanti a Menicali che gioca, come dicevamo, nel primo tempo praticamente da libero staccato. Centrocampo completato da Andrea Leghissa con Lorenzo Di Luca, l'autore del gol della formazione in bianco nel primo tempo, quello del momentaneo 1-1. Ha segnato invece Rovis, il gol che ha stappato la partita. Ci ha provato di nuovo il numero 3 in viola, palla leggermente alta sopra la traversa di Trevisi. 90 secondi trascorsi in questo secondo tempo. Colotti cerca Di Luca, lo trova, non vuole farlo girare Giuffre. Di Luca prova a divincolarsi, subisce una trattenuta fallosa, fischio di Vallerugo. E Di Luca ci prova direttamente senza chiedere la distanza. Piccola dormita da parte di Abbigliamento Nistri. Paranardi concede calcio d'angolo. E riparte forte con volontà Ristorante Buca 19, giustamente l'unica idea possibile. Chen dentro a trovare Coppola, fondamentale però il disturbo su di lui di Giuffre che non tocca il pallone ma non concede l'impatto comodo al 5 in maglia bianca. Tomins. Incontro Darini, Tomins preferisce andare profondo. Chen, buono il recupero, poi va un po' a caccia di guai. Coppola da Colotti, si muove profondo Di Luca che libera anche un po' di spazio centralmente. Si ricomincia da Leghissa, si stacca dietro Menicali, coinvolge anche Matteo Trevisi nella costruzione. Messo in mezzo Nigris, Menicali adesso profondo, lancio leggermente deviato. Pulisce questo pallone Di Luca che poi sbatte su Rosario Giuffre. Fallo del difensore centrale di Abbigliamento Nistri e altro piazzato per Ristorante Buca 19. Vediamo se Di Luca ci proverà anche da qui. Piazzati in questa partita che sono un po' lo stesso valore che ha dato l'Inter nella Champions League, nella sua corsa con i corner. L'idea di collegare molto spesso il tiro dal piazzato a un tentativo diretto. Di Luca stavolta cerca la precisione, non si fida della presa Nardi e preferisce sporcare questa traiettoria mandando il pallone in calcio d'angolo che bisognerà battere però dall'out, dall'angolo di destra. Allora Leghissa si fa il campo in orizzontale. Batte Leghissa basso a cercare Coppola che quasi non si accorge di venire colpito dal pallone. Era dentro però, era piccola al momento della battuta. Quindi fuori gioco, quindi fischio di Vallerugo, quindi possesso Abbigliamento Nistri. Tomins. Non c'è pressione. Tocco sotto preciso dalle parti di Nigris. Alla meglio Menicali, poi la palla resta lì. La cattura a Darini. All'indietro verso Tomins. Tocco. E destro in arrivo. Palla forte che Trevisi disinnesca così mettendo in calcio d'angolo. Parata non pulitissima nella volontà del portiere, riesce comunque ad essere efficace per mettere fuori.
Sarà Darini a battere, c'è Nigris dentro, sta per arrivare anche Tomins sul secondo palo, si propone Francesco Bianco. Palla bassa a cercare Nigris, anticipato, vediamo se riparte Leghissa, direi di no. Bianco ha recuperato, sfida tra numeri 7 con Colotti, poi Darini prova la palla orizzontale, Rovis, il più reattivo di tutti. Tocca per Giuffre, poi Bianco prepara il destro e lo fa partire. Non c'è mira nella sua conclusione, chiede una deviazione Francesco Bianco da parte di Colotti, che viene invitato alla confessione. Dice di no, Colotti. Chen. Leghissa. Subito l'idea è di alzare la testa e cercare Di Luca, che però era marcato, e allora retropassaggio abbastanza insidioso per Chen, prima per Trevisi, poi esce in qualche modo Ristorante Buca 19 con Menicali che vuole andare profondo. Palla ampia su Chen che nasconde il pallone a Rovis, azione personale di Chen, bello il filtrante per Di Luca, ha capito tutto però Bianco che spara via questo pallone direttamente tra i guanti di Trevisi, prova a prendere intensità, regolarità nella manovra. Ristorante Buca 19 qui, Leghissa anche con un po' di fortuna passa su Darini, mette in movimento Colotti, ottima la chiusura di Tomins e poi è pronto Nardi a raccogliere. Che ha rischiato di fare un Brexit tackle andando molto cattivo nell'intervento sul pallone, ma estremamente preciso anche. Preciso anche Trevisi nell'uscita in anticipo su Rovis, rimessa laterale per abbigliamento Nistri. 6 trascorsi in questo secondo tempo, un risultato che resta quello con cui si è arrivati all'intervallo. 2-1 per la squadra in possesso palla. Adesso Nigris si mette a palleggiare, lo lascia fare Menicali e poi lo scarico per Darini, anche qui corpo indietro e palla alta. Un'idea che ci poteva stare poi nell'esecuzione, un po' di imprecisione comportata anche dal posizionamento del corpo del giocatore in maglia bianco-viola. Trevisi direttamente a cercare Di Luca, che ha commesso fallo. Tomins, Bianco, dietro da Nardi, si è spostato a destra, Giuffre non può servirlo Nardi che rischia una palla centrale, l'ha capita Leghissa, è bravo Bianco però ad andare sul contrasto, poi tocco verso Nigris, giù Bianco, si rialza, un po' di confusione, Valerugo valuta se applicare la norma del vantaggio o no, alla fine calcio di punizione che rende giustizia all'azione di abbigliamento Nistri. La confusione poi quasi un intervento tra compagni di squadra nel tentativo di recuperare quel possesso. E allora Rovis e Tomins. Altro piazzato, giusto per rimarcare l'importanza di questi nel match. Solitamente succede qualcosa in questa partita quando c'è una palla inattiva da cui si può calciare. E Tomins a battere. Parte il suo destro a giro, non male, mezzo metro sopra la traversa. Un'idea interessante qui, ha messo troppa potenza e poca precisione nel ricercare la porta avversaria. Poteva essere una rete estremamente importante quella per portarsi a trovare un vantaggio di +2. Di testa Rovis, poi Tomins a caccia della seconda palla, gliela sfila però da sotto il naso Chen, stop and go dell'11 che si allarga, il pallone è rimasto in campo, dice Valerugo. Colotti, stop e destro a giro, effetto che però non è quello desiderato. E allora rimessa dal fondo per abbigliamento Nistri. Nardi muove su Tomins che non ha pressione, aspetta i movimenti dei centrocampisti, premia quello incontro di Darini che però addosso a Colotti, arriva anche il raddoppio di Leghissa, riesce a filtrare questo pallone per Nigris. Apertura dalle parti di Bianco, ancora per Nigris, ne ha 3 attorno. Leghissa col recupero, ha rischiato qui Nigris perché ci ha pensato un po' troppo. Cercato ancora Di Luca, lavora bene su di lui. Con il corpo, con il senso della posizione, Rosario Giuffre subisce la carica fallosa da parte dell'attaccante maglia numero 9 di Ristorante Buca 19. Tomins. Tracciante a cercare Nigris che in qualche modo smorza dalle parti di Bianco, è finito a terra Menicali, tutto ok per Valerugo, possesso che sarà rimessa laterale da parte di Chen, incontro Leghissa, premiato, stop e palla verticale, bella giocata, elegante ma anche molto precisa,
preciso come la copertura di Tomins, che ha fatto valere i chili in più su Coppola senza commettere fallo. Giuffre, Nigris, velo, è una grande idea. Chen però è attento, non si fa superare da questo pallone che avrebbe messo in porta Darini. Movimento incontro di Di Luca, l'idea era di prolungare questa traiettoria, idea che non si concretizza. Poi Di Luca nel traffico, bella giocata nello stretto, si fa mettere giù da Tomins, un po' spezzettato questo secondo tempo. Chiaramente. Menicali. Leghissa alza la testa, va vicino da Di Luca, filtrante, Nardi ci va malissimo. Offrirà da bere questa sera a Tomins, che gli ha evitato una figuraccia. Come detto, senso della posizione di Tomins, che spesso sta in porta, qui ha fatto un salvataggio che vale oro. Chissà, forse da portiere ha letto in anticipo le insidie contenute da quel pallone apparentemente innocuo. Veggente. Sì. Con le mani Chen, altro anticipo di Tomins, poi Bianco fa rimbalzare il pallone, lo offre profondo verso Nigris, sponda su Rovis, lavora ampiamente fuori dalla propria area di rigore Trevisi e fa bene con questo anticipo. Poi Nigris prova ad andare in slalom, Chen non lo fa passare, recupera, sbatte su Bianco, recupera Colotti e mette ordine. Colotti, Chen. Leghissa, fermato ancora da Bianco. Ultimo tocco è del 7 viola. Un po' di riposo per Tomins. Dentro Lorenzo Rovere con la maglia numero 4 per Abbigliamento Nistri. Si mette in difesa a sinistra, difesa sempre comandata da Giuffre, completata da Rovis a destra. Chen non ha marcatura. Incontro di Luca. Sfida con Giuffre, che però appena vede apparire il pallone in estensione lo tocca. La prima giocata della partita di Lorenzo Rovere è un fallo su Di Luca. Troppa foga nell'intervento sull'attaccante che era a spalle alla porta. Giocata che invece concede un piazzato interessante al ristorante Buca 19. Con un'idea quasi da cestista ha messo in campo il numero 4 a far fallo al giocatore più importante di ristorante Buca 19. Parte Di Luca che sceglie la soluzione rasoterra attorno alla barriera. Ha trovato una deviazione forse proprio con il piede di Nardi o della barriera stessa, non l'ho percepita io. Quella di Nardi non l'avrei percepita neanche io, quindi più probabile fosse quella della barriera. Corner batte Chen in 3 in area di rigore per il ristorante Buca 19. Non trova l'impatto Di Luca, poi Menicali deve un po' sudare per la pressione di Bianco. Menicali rimane robusto nella gestione di questo pallone, poi mette in difficoltà Leghissa. Bianco ci crede, Leghissa l'ha portata fuori lui. Recupero Abbigliamento Nistri, metà esatta del secondo tempo, 12:30 trascorsi, altrettanti ne mancano alla fine. Rovis, stop dopo l'inserimento, è sinistro, solo leggermente largo. Bello l'azione personale qui di Rovis. Trevisi scavalca il centrocampo con il rinvio. Coppola prolunga, Rovis intercetta, guadagna metri, il ristorante Buca 19. Riccardo Colotti andrà con le mani, dentro è già lì che aspetta Di Luca, non c'è un uomo davanti, allora Di Luca può ricevere e restituire ancora a Colotti. Rimpallo, gran giocata difensiva qui di Bianco che poi rovescia profondo. Nigris inavvertitamente dà un colpo a Menicali, che è lui l'ultimo a toccare. Si lamenta un po' perché il colpo di Nigris, per quanto involontario, gli ha inibito la giocata. Rovis, break di Leghissa, tocca Bianco, Darini perde l'equilibrio, lascia lì il pallone per Chen, è partito Leghissa, evitato Nardi che mette giù Leghissa, fischia Valerugo, cartellino in arrivo. Direi abbastanza scontato, forse giallo. Immaginarsi che ci fosse il cartellino. Giallo, e Valerugo credo abbia indicato che l'azione stava andando non verso la porta, quindi la direzione generale dell'azione non rientrava. Quindi più SPA che Doxo. Nei criteri del Doxo, corretto, della chiara occasione da gol. Che è necessario ovviamente marcare tutti quanti per poter far estrarre il cartellino rosso, essendo una punizione estremamente forte. Direzione generale dell'azione, possesso del pallone, presenza di difendenti in zona che sarebbero potuti
intervenire, è sempre uno che mi manca ogni volta che quando provi a elencare una cosa, come i 7 nani, diciamo. Però poi ce la faremo. Intanto, calcio di punizione di Luca e Chen. Valerugo a sistemare la barriera. Che era anche possesso, possibilità di controllo del pallone. Possesso, direzione, presenza di difendenti. Distanza dalla porta. Distanza dalla porta, quello c'è. Le altre 3 c'erano, direi. Di Luca o Chen. Parte Chen, è un tocco per Leghissa. Nardi la tocca 2 volte, ma la palla finisce in porta con uno schema, con una giocata ragionata. Trova il gol del 2-2, ristorante Buca 19. 6 Andrea Leghissa. E un'altra volta il Piazzato a dare il suo contributo al match per far trovare un'altra rete, portare la partita in parità, ricordando che in caso di parità continuativa oltre il 25esimo del secondo tempo si andrà direttamente ai rigori. E siamo entrati negli ultimi 10, ne mancano 9:20 al 50esimo di questa partita. Ha pareggiato Leghissa per ristorante Buca 19. Abbigliamento Nistri si è un po' adagiata in questo secondo tempo. Vediamo se prova subito a smentirmi Rosario Giuffre, che va in azione personale. Un'escursione, palla al piede che frutta un altro calcio di punizione. È rientrato e lo batterà Davide D'Alesio col mancino, posizione buona da lì, anche se dobbiamo sempre considerare che soprattutto da quel lato del campo non c'è tantissimo spazio per preparare la rincorsa. Un fattore da aggiungere per tutti coloro che cercano di calciare il Piazzato. Parte D'Alesio, era molto promettente questo sinistro, come fatto nel primo tempo. Menicali ci mette la testa e evita guai a Trevisi. Con le mani Eugenio Fonda, esce Trevisi sicuro in presa. Poi un paio di pensieri per la ripresa rapida, poi preferisce gestire vicino con Leghissa che tocca per Menicali, una brutta palla. Menicali un po' sorpreso, chiede scusa, ma non era un granché l'assist, o meglio il servizio di Leghissa. Nigris raddoppiato, prova ad uscire da quell'imbuto. Con le mani Fonda, dentro forte Rovis, colpo di testa a fil di palo. Ha un'energia diversa in questa partita rispetto agli altri. Corrado Rovis, che qui si è inserito rapidissimo, ha fatto perdere le proprie tracce alla difesa di ristorante Buca 19. Perfetto il timing per l'impatto con il pallone, mancata solo un po' di precisione nel colpo di testa. Alto D'Alesio. Prova con il tacco di Luca a prenderla, esce Nardi e ripropone a D'Alesio. Rovere. Nigris offre proprio per Rovere che calcia col sinistro. Murato, Giuffre per non rischiare, cerca Rovis, prende bene posizione Eric Coppola e protegge l'uscita del pallone. Trevisi, 2-2 il risultato. 2 volte in vantaggio Abbigliamento Nistri con Rovis prima e Dandri poi 2 volte ha trovato il pari. Ristorante Buca 19 prima con Di Luca nel primo tempo e poi con Leghissa nel secondo. Qui Leghissa alza questo campanile, lo regala a D'Alesio. Sbaglia il retropassaggio di Luca, ci crede e recupera il pallone. Di Luca sterza verso l'interno. D'Alesio, anzi Giuffre, torna ed evita il peggio per Abbigliamento Nistri. Più facile da recuperare questo pallone. Buona qui la risalita nel campo, 3 contro 2. Guida Nigris che ha visto Fonda, c'è il rientro di Chen, c'è la parata di Trevisi che alza questo campanile. Nigris prova a rimetterlo giù, inseguito da 3 avversari. Sterzata per evitare Menicali che da terra rallenta comunque la giocata del 16. Poi Leghissa recupera, Rovis solo per un attimo. Nigris all'indietro, D'Alesio da lì può anche caricare il sinistro. Punta Leghissa, D'Alesio calcia. Chen sulla traiettoria. Poi slalom, gioca a muro con Leghissa, dall'altra parte aspetta Di Luca coperto però, e allora
abbassa la temperatura Chen tornando indietro da Menicali. Scambio con Coppola. Incontro di Luca, sta andando profondo Leghissa. Vediamo Menicali cosa sceglie. Il movimento di Chen, subito Rovis aggressivo su di lui. Chen accetta la pressione, prova a girarsi. Tocco un po' pigro verso Coppola, costretto a una giocata imprecisa. Inizia ad aleggiare pressante lo spettro dei calci di rigore in questo quarto di finale di Cresce Summer Gene Ponteggi. Grazie per non aver detto lotteria. Ecco, sì, Spettro già. onde evitare. Di solito è spettro di supplementari e lotteria dei rigori, ma stavolta i supplementari non ci sono. Spettro di lotteria. Benissimo. Colpo di testa di Colotti. Di Luca prende posizione. Giuffrelli salta in testa. Alimenta l'azione Franchini che è appena rientrato in campo con la maglia numero 8. Rovis tocca per far correre Dandri, anche lui appena rientrato. Prova l'1-2 con Nigris. Menicali non glielo permette. E poi Dandri entra molto forte su Menicali che aveva messo il corpo. Rimane a terra dolorante il difensore, maglia numero 4 di Ristorante Buca 19. Ragazzo nato a Firenze, classe 88, Marco Menicali. Ho avuto il piacere di giocarci insieme diverse partite, mi sembrava giusto dirlo. E come hai fatto te? Bene, male? Beh, giocare con Menicali vicino è una discreta pacchia, devo dire, da difensore. Salta altissimo Rovis. La prende lui di testa, laterale Ristorante Buca 19, la morsa tra D'Alesio e Rovis ad anticipare Franchini, poi prova a ripartire Nigris, frenata in mezzo a 3, esce subendo un fallo, dice Vallerugo, calcio di punizione, abbigliamento Nistri, ultimi 4, poi il recupero e poi se non cambia nulla nel risultato calci di rigore a decretare la prima qualificata alle semifinali Cresce Summer CNE Ponteggi. Esatto. Terza edizione, mi dice Mattia il Cartero Bossi dal coordinamento. Conta i passi Rovis, rincorsa lunghissima come in occasione del gol dell'1-0, qui siamo molto più lontani dalla porta, però parte lo stesso Rovis, deve metterci le mani. Trevisi, calcio d'angolo. Un po' una citazione voluto fare a chi è stato ospite l'anno scorso. Proprio così, Dandri dentro, Trevisi mischia, Nigris se la riprende ma in spalla alla porta, c'è il portiere a terra, fischia Vallerugo, tutto giusto. Anche colpo alla testa credo, quindi in ogni caso col portiere giù non è il massimo della vita a segnare, chiaramente non se ne erano accorti i giocatori di abbigliamento Nistri. Diciamo che poi anche quel giocatore che non può essere lasciato fuori dal campo con l'ingresso anche dello staff medico in caso di regolamento con lo stop obbligatorio, quindi si comprende l'importanza di un giocatore del genere, la comprende sicuro Mattia il Cartero Bossi. L'ha compresa, ce lo conferma dal coordinamento. 2:40 alla fine, Trevisi che prova a testare la tenuta e verifica le condizioni, lo staff della panchina di Ristorante Buca 19 e chiaramente anche in vista di eventuali rigori sarebbe discreto avere un portiere per affrontarli. Si è rialzato, un po' sotto shock, ma sembra intenzionato a ripartire. Ricordiamo a seguire la scaletta delle partite previste sul campo 1 questa sera, 20:45 tecnicamente, teoricamente l'orario del fischio d'inizio della prima semifinale d'andata Cresce Cup. Emporio Vini, Studio Scavon contro Tecno GM Impresa Edile SRL. Verrà posticipata immagino di qualche minuto perché qui ne mancano 1,5 al 25esimo, poi il recupero e poi se si rimane 2-2 calci di rigore. Rovis si propone Dandri dall'altra parte, colto controtempo, forse dalla prima giocata sbagliata in modo chiaro nella partita da Corrado Rovis. Franchini, Chen verticale preciso su De Luca, subito raddoppiato, protegge il pallone, guadagna metri sul campo. Ristorante Buca 19, Franchini scambia con Chen, palla ancora di ritorno per l'8, 1-2 insistito, ancora Chen fino in fondo, difende il pallone, lo crossa dentro, fondamentale Giuffre con la posizione. Dandri, 1-2 con Nigris, palla di ritorno un po' lunga, deve perdere un tempo di gioco.
Dandri che poi offre a sinistra a Rovis, alza la testa Rovis, vuole calciare in porta, è entrato duro su di lui Franchini e quindi fischio giusto di Vallerugo, anche giallo per Lorenzo Franchini, che chiede subito scusa a Rovis. Sarà piazzato Abbigliamento Nistri, una delle ultime occasioni di questa partita, anche se un paio di minuti direi verranno recuperati, anche solo per quanto accaduto a Trevisi qualche istante fa. Non ci sono discussioni, vuole andare Nigris a battere. 25esimo che sta per scadere, fischia Vallerugo, è uno schema dentro per Rovis che tocca e poi arriva Dandri e firma la doppietta esattamente al 25esimo, il gol del 3-2 per Abbigliamento Nistri. Numero 14 Gabriele Dandri e il gol del 3-2 per Abbigliamento Nistri. Arriva sullo scadere e alla fine arriva Dandri, ci pensa lui con quella scivolata. Prima c'era stata quella di Rovis che una leggera deviazione l'aveva data. Occhio a De Luca che pareggia subito approfittando della dormita da parte di Samuele Nardi direttamente dal calcio di inizio. Doppietta anche per Di Luca e 3-3. E ferma la volontà di poter resistere fino all'ultimo pasticcio e difensivo enorme da parte del portiere di Abbigliamento Nistri, e non il primo, poco sicuro durante questo match. Prova a correre ancora Dandri che insiste, lo chiude Menicali, basta soltanto accennare l'intervento al difensore numero 4 del ristorante Buca 19, dice 2 di recupero Vallerugo, cercato ancora Di Luca che ha avuto il merito di crederci, anche se chiaramente, come detto, non era esattamente resistibile il suo destro da centrocampo, però la fortuna, eccetera, eccetera, aiuta. Cercato Nigris in mezzo a 3. Fischio di Vallerugo che ha ravvisato un tocco con il braccio da parte di Nigris. Leghissa, morbido, Di Luca è rimasto sui blocchi, aspettava un altro tipo di pallone. Con le mani Dandri, che è sembrato quello più deluso dal gol preso del 3-3. Chen abbattuto da Giuffre, altro fischio inevitabile da parte di Vallerugo e anche il giallo è giusto per il difensore centrale di Abbigliamento Nistri. Adesso quando ci avviciniamo allo scadere della partita, l'occasione per vincerla praticamente sulla sirena ce l'ha Ristorante Buca 19. È giustamente comprensibile anche il sentimento di Dandri che aveva trovato il gol proprio sul 25esimo, sullo scoccare del termine del tempo regolamentare, poi vedersi strappato il vantaggio per un errore sicuramente evitabile e adesso rischiare tantissimo. Di Luca o Chen? Direi Di Luca. Parte il suo destro, stavolta Nardi è all'altezza e come? E il primo a fargli complimenti dalla panchina è proprio Tomins, che come detto comprende il sentimento per un portiere e soprattutto c'è bisogno di caricarlo in vista degli eventuali rigori da capire se ci si arriverà. Batte Chen il calcio d'angolo, la palla filtra, rimbalzo su Di Luca e allora possesso Abbigliamento Nistri. Menicali chiama le marcature, sarà laterale dice giustamente Vallerugo. Dandri deve arretrare la posizione. Di testa Franchini, palla buona per Fonda, così il suo controllo. Leghissa verticale, Di Luca non ci può arrivare, Nardi sì. È l'ultima giocata di questa partita che si risolverà ai calci di rigore. 2-2 il risultato finale tra Abbigliamento Nistri e Ristorante Buca 19.
E allora, tutto pronto per i calci di rigore che decreteranno la prima semifinalista Crese Summer CNE Ponteggi, terza edizione. Abbigliamento Nistri e Ristorante Buca 19 hanno concluso sul 2-2 i 50 minuti regolamentari. Questo torneo non prevede tempi supplementari e quindi direttamente calci di rigore 5 per parte da scegliere in ogni squadra tra i 7 che hanno concluso i regolamentari. Ci sarà Vallerugo pronto a far partire la serie dei tiri di rigore, come si dovrebbe dire da regolamento, essendo che non ci può essere poi ribattuta. Dandri, doppietta per lui durante i 50 regolamentari, sarà lui ad aprire la serie. Dandri contro Trevisi, parte il suo destro, Trevisi para. Matteo Trevisi. Bel movimento da parte di Trevisi. Dandri va a complimentarsi con il numero 1 avversario, perché ha interpretato benissimo con un'intuizione dove volesse piazzarla il 14 avversario. Entrambe le squadre si giocano subito sul primo rigore, il mattatore della propria parte durante la partita. Doppietta per Dandri, doppietta anche per Di Luca, che va con la soluzione centrale e supera Nardi. 1-0, Buca 19 dopo il primo giro. Si direbbe di solito quello centrale, un po' il rigore della paura, ma alla fine... qua ti volevo. Nigris contro Trevisi. Va Nigris, freddissimo, apre il piattone e spiazza Trevisi. Bel rigore, nulla da aggiungere qui. Ha deciso l'angolo in precedenza, è andato diretto per piazzarlo lì. Bella idea e scelta di Trevisi di andare lui a consegnare il pallone per Cenna. Ora è Cenna per provare a mantenere il vantaggio. Buca 19, destro forte, aveva intuito l'angolo Nardi ma non la può prendere. 2-1 dopo i primi 2 rigori per parte. Ristorante Buca 19. Tocca a Eugenio Fonda, difensore, classe 92, piede preferito il destro. Trevisi gli consegna il pallone. Destro secco, forte, centrale, vincente. Arido questo destro per la potenza. 2-2, ma Buca 19 deve ancora tirare il suo terzo. Dal dischetto andrà Lorenzo Franchini a sfidare Nardi. Parte Franchini, perfetto. Franchini 3-2. Raso terra, forte, incrociato. Rovis. Destro incrociato e palla in porta. Stanno provando giustamente a prolungarli fino al quinto rigore, dove però bisognerà trovare una risposta o un errore o una parata per Abbigliamento Nistri per proseguire oltre. Tocca a Menicali proseguire la serie di Ristorante Buca 19 con il quarto rigore.
Parte Menicali, Marco perfetto. Menicali. 4-3 il risultato. Si procederà adesso con il quinto rigore per entrambe le squadre. E questo pesa per Giuffre, è il quinto e non ha margine di errore. Se sbaglia Giuffre è finita, se segna si va avanti, ma Buca 19 ha la possibilità di vincere trasformando il proprio quinto. Fischia Vallerugo, parte Giuffre all'incrocio, gran rigore. Rosario Giuffre. Rigore Bellissimo rigore, decisivo. piazzato decisamente bene, dove non poteva fare molto qui Trevisi. La palla per far vincere la partita a Ristorante Buca 19 ce l'ha Andrea Leghissa. Parte Leghissa. Segna Andrea Aveva Leghissa, indovinato l'angolo passa in Nardi, semifinale, ma ristorante Buca 19 fa 5 su 5 e quindi si aggiudica questo quarto di finale che ha ripreso durante i 50 regolamentari proprio per i capelli all'ultimissimo pallone, quando ormai sembrava compromesso tutto, e invece si aggiudica questo match ai rigori. Noi vi salutiamo, vi invitiamo però a non andare via perché tra poco sarà tempo di Crese Cup, semifinali di andata. Title partner ed impianti NCA Web, Belletti Group, Zanutta, Tal Oil, CN Ponteggi. Main partner Friulbroi, Macelleria D'Aremo, B-Nice, BCC, Heineken, Farmacia Picciola e Centro Commerciale Torri d'Europa.